Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi le riprese partono da qui, il paese di Chiesi, comune con circa 3.000 abitanti, noto per la sua produzione casearia. Ma oggi non ci soffermeremo nel suo territorio, faremo infatti un viaggio tra il feudalesimo e il Foro dei Grifoni. Come prima tappa visiteremo Monteleone e Roccadoria, importante fortezza strategica della potente casata dei Doria. Nel pomeriggio invece tenteremo la scalata del promontorio più alto ed esteso della zona, il Monte Minerva, habitat di grandi rapaci necrofagi chiamati appunto grifoni. Inoltre, per concludere la giornata in bellezza, attraverso una viabilità secondaria immersa nella natura, arriveremo sul lungo temo dell'unica città fluviale della Sardegna, Bosa. Qui abbiamo appena lasciato Chiesi e siamo sulla 131 bis in direzione Ittiri, perché dobbiamo imboccare la strada provinciale 50 direzione romana per poi raggiungere la nostra prima meta di oggi, Monteleone. Ecco avventurieri, qua lasciamo la 131 bis, vedete, proseguiamo per Romana sulla provinciale 50. Andiamo verso le terre del vulcanismo antico. Guardate che vegetazione rigogliosa avventurieri, è davvero panoramica questa strada, anche se è un po' dissestata. Ovviamente è una strada deserta, ho incontrato pochissime auto. E qui stiamo facendo ingresso a Romana, vedete, qui c'è un bel murales. Percorriamo via Roma di questo comune del Meilogu di 500 abitanti, con numerose testimonianze archeologiche. Ho incontrato infatti lungo la strada diversi siti, diverse deviazioni per siti archeologici. Vedete, Villanova, anche qui un altro murale. Questo è proprio il centro. C'è una chiesetta bellina, non c'ero mai passato a Romana, mi sa. Ma oggi dobbiamo andare a Monteleone e Roccadoria. Guardate avventurieri, non so se vi vediate bene, ma qua uno di fronte all'altro ci sono le nostre mete di oggi. Quello è Monteleone e Roccadoria, che si eleva a 400 metri di altitudine su questa roccia calcarea di tuffo, e l'altro è il Monte Minerva, altopiano più alto di questa zona e anche il più esteso. Villanova, Alghero, vedete, qui ci stiamo ricollegando alla strada statale 292 ed eccolo lassù, Monteleone e Roccadoria, arroccato su questo altopiano in tuffo calcareo che si eleva per 400 metri di altitudine. Sembra quasi una fortezza naturale. Ecco avventurieri, ora risaliamo questi tornanti verso la Rocca dei Doria. Benvenuti dove il sole si ferma più a lungo, dice il cartello. Iniziamo la risalita. Risalendo questi tornanti ho la sensazione di percorrere una spirale che mi porta nel cuore del feudalesimo. Qui ogni metro di altitudine che si guadagna è un salto indietro di secoli nel tempo.
dominio sul territorio circostante ha favorito l'insediamento umano, l'ha reso questo territorio sempre favorevole all'inurbamento. Si dominava tutto il territorio. Siamo quasi arrivati al centro. Guardate che panorama, avventurieri, siamo quasi arrivati a questo piccolo centro abitato. Pensate che è il secondo comune più piccolo della Sardegna dopo Baradili, conta infatti appena poco più di 100 abitanti. Ci sono le telecamere. Ora ci fermiamo nel suo centro storico. Ci sono diversi siti da vedere, vediamo cosa riusciamo a vedere oggi. Vedete, ora ci fermiamo nella chiesa di Santo Stefano. Qui c'è la fontana pubblica, le rovine del castello, poi andremo per il castello. Ora ci fermiamo di fronte alla chiesa di Santo Stefano, eccola qua. Allora avventurieri, ora siamo dinanzi alla patronale di Santo Stefano, di questo piccolo comune che oggi conta poco più di 100 abitanti. Vi dico subito che la cittadina raggiunse il suo massimo splendore nel Medioevo, sotto il dominio della potente famiglia genovese dei Doria, che qui vi edificarono anche un castello. Poi se riusciamo a trovarli, andiamo a ricercare anche i ruderi. Pensate che nel 1436, dopo 2 lunghi anni di assedio, la cittadina fu interamente distrutta a seguito di una sanguinosa battaglia contro gli aragonesi, e rimasero in piedi soltanto la chiesa di Sant'Antonio Abate, che era l'ex patrona del paese, e la chiesa di Santo Stefano, che vedete qui alle mie spalle. Pensate inoltre che per circa un secolo, fino al 1536, qui venne anche istituita la pena di morte per chi venisse sorpreso a ricostruire le case. Guardate avventurieri, oggi la patronale Santo Stefano è chiusa, ma vedete è realizzata con blocchi ben squadrati di pietra calcarea. La sua datazione risale al XIII secolo, per la parte più antica almeno. Ovviamente nel corso degli anni è stata rimaneggiata, mentre all'epoca parte di essa fuggeva da cappella per la famiglia dei Doria. Allora avventurieri, ora risaliamo in sella, andiamo alla ricerca dei ruderi del castello dei Doria, una delle tante residenze di Brancaleone Doria e Leonora d'Arborea, quest'ultima figura celebre della storia medievale sarda. Era colei che promulgò la famosa Carta de Logu. Qua dovrebbero essere proprio qua le rovine del castello. Allora avventurieri, qui siamo arrivati all'ingresso della fortezza militare dei Doria, una delle residenze di Brancaleone Doria e Leonora d'Arborea, la cui unione favorì il potere militare del giudicato di Torres e d'Arborea contro le politiche espansive della corona d'Aragona. Questo è l'ingresso, fortezza medievale dei Doria. Guardate avventurieri, restano solo ovviamente le mura dei piani inferiori. Ovviamente andò distrutto nel 1436 a seguito appunto della sanguinosa battaglia contro gli aragonesi, però guardate, alcuni passaggi sono ancora ben visibili. Guardate, qui ci sono delle incisioni sulla pietra, e guardate che vista.
Vedete avventurieri, resta ben poco di questa fortezza militare che regnava sulla valle di Bosa ed Alghero, però questi pochi ruderi rafforzano l'identità del borgo. Allora avventurieri, ora lasciamo la fortezza dei Dori, andiamo a ricercare la cava di Tuffo, una risorsa che è stata sfruttata fino al 1970. Tra questi vicoli si sentono ancora i passi dei feudatari e l'eco dei decreti letti in piazza. Andiamo verso l'altura, questo era il municipio. Avventurieri, questa è la chiesa di Sant'Antonio Abate o Sant'Antonio del Suboku, come si chiama anche qua. Anche questa è una chiesa in stile romanico gotico, vedete, impreziosita da questo rosone sopra il portone, dai due pinnacoli a forma di albero sugli spioventi. Caratteristica anche questa. Vi ricordo che è l'unica costruzione insieme alla chiesa di Santo Stefano ad aver resistito alla distruzione del 1436. Ora andiamo a vedere la cava, avventurieri, dovrebbe essere di qua. Guardate avventurieri, qui siamo arrivati a una delle prime cave, vedete questa sorta di anfiteatro naturale che oggi viene sfruttato per l'organizzazione di eventi. Ci sono delle impalcature, vedo anche una fune sicuramente per qualche equilibrista. Ora ci incamminiamo verso la parte più bella, quella sul Temo, vedete, che sarebbe la via ferrata della Regina. Proviamo a scendere di qua, vediamo un po'. Qui c'è un passaggio sotto queste piante di fico. Guardate avventurieri, questo sentiero passa tra la parete di tuffo a strapiombo. È un panorama davvero spettacolare. Guardate che roccia, è davvero suggestivo. Qui sembra di essere sul sovramonte.
solo che c'è questa bellissima visuale sul fiume Temo, guardate, sul lago Temo. Guardate avventurieri, ora sono all'interno di questa grande cavità sotto la roccia, o meglio dentro la roccia. È uno spettacolo, guardate, con il panorama del lago dell'Alto Temo. Guardate, qui continuiamo a scendere verso la cava più bella, è il luogo dove avvengono le arrampicate. Questa è l'ex cava su Giardino, vediamo un po', andiamo per l'ex cava su Giardino. Ecco qua, gente che fa un po' di climbing. Guardate avventurieri, ora sono proprio al centro di questa enorme cava, guardate che spettacolo. Qui c'è anche alcuni ragazzi, ci sono anche alcuni ragazzi che tentano la ferrata. Vedete, hanno fatto tutto un impianto nuovo qua con dei bagni. Guardate avventurieri, da questa terrazza c'è un panorama strepitoso, guardate questa vista sul lago dell'Alto Temo, è un vero spettacolo. Guardate poi questo anfiteatro naturale generato da questa cava, guardate che meraviglia. Vi ricordo che il fiume Temo nasce sul monte Calarighe di Villanova Monteleone con il nome di Rio Lacanu. Poi proprio in prossimità di questa diga dell'Alto Temo cambia nome, assumendo il nome appunto di fiume Temo. Continua il suo percorso fino ad attraversare l'unica città fluviale della Sardegna, Bos, per poi sfociare nel Mar di Sardegna. Cos'altro aggiungere avventurieri? Qui ogni pietra, ogni sguardo sul lago custodisce emozioni difficili da convertire a parole. Monteleone è più di un luogo, è uno stato d'animo. Qui ogni silenzio ha un senso e ogni respiro è un ritorno alle origini. Ora lasciamo le cave di Tuffo e proviamo a percorrere la strada panoramica su Bramonte. Stiamo salendo di quota. La vegetazione è abbastanza alta e non lascia veduta sul lago. Pensavo si vedesse qualcosina in più. Guardate, qui c'è il belvedere Roccia della Regina, ma più o meno la veduta è quella che abbiamo visto da sopra la cava, quindi non ci fermiamo. Bene avventurieri, ora lasciamo la Rocca dei Doria e ci dirigiamo verso la nostra seconda meta, il Monte Minerva. Lo vedete lassù, l'altura più alta e più estesa della zona, con questa forma trapezoidale che raggiunge quota 644 metri e si estende per 400 metri, di cui la maggior parte sono gestiti dall'ente foreste. Ovviamente è una zona ad elevato pregio naturalistico. Ora vediamo se ci consentono anche di salire in cima. Al massimo arriveremo alla locanda Minerva.
Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, anche perché l'orario è abbastanza ristretto, sono già le 3. Ecco avventurieri, la deviazione è proprio questa per il Monte Minerva, strada provinciale 88, vedete, oasi naturalistica Monte Minerva. Wow, guardate nel mentre che veduta, da qui vediamo Monte Leone Roccadoria, guardate, la famo lassù. Guardate avventurieri, da qui sembra quasi un altopiano inespugnabile con le pareti a strapiombo, ma ci dovrebbe essere una strada che lo aggira e sale dal suo lato vulnerabile. Vediamo un po' se è percorribile con mezzo a motore o solo con il povie o per sentieri di trekking, perché vi ricordo che è un sito di interesse comunitario, ci sono habitat endemici e anche una voliera dove vengono allevati insomma i grifoni. Ecco avventurieri, vedete, andiamo per la locanda Minerva di Ramazione Palatu. Di qua probabilmente riusciamo ad avvicinarci almeno alla sua vetta, un monte dalla cima planare, piatta. Qui siamo nelle terre del vulcanismo antico. Guardate che meraviglia questi boschi di querce e roverelle. Questa è la vegetazione endemica della Sardegna, anche qua un po' simile a quella del Monte Traesu dove siamo già stati, che trovate sul mio canale YouTube. Ieri qui stiamo facendo ingresso alla locanda Minerva, non so se sia aperta, questa oasi naturalistica qui dove potete rilassarvi e degustare dell'ottimo cibo. Allora avventurieri, siamo arrivati alla locanda Minerva, questa bellissima oasi naturale qui sotto le ali del grifone, vedete come dice il cartello. Ora, visto che i proprietari sono stati gentili, andiamo a fare una sbirciatina all'interno. Guardate, qui c'è tutto un giardino dove ci si può rilassare con delle belle bancate, e questa è la struttura dove si può sia mangiare sia pernotare, a quanto pare. Vedete, qui c'è la reception, andiamo a fare un giretto sull'interno. Guardate che bellina, qui c'è un po' una radio vintage, vedete, Ducati, guardate che bella. Andiamo a entrare di qua, qui ci dovrebbe essere l'ingresso alle camere. Questo è la sala pranzo, guardate che bella, con questa meravigliosa veduta sulla natura circostante. Vedete, qui si degusta dell'ottimo cibo locale. Allora avventurieri, ora lasciamo la locanda Minerva e proviamo ad addentrarci in questa stradina. Questa diramazione Palatu, qui c'è una caserma forestale, dobbiamo risalire il sentiero, vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare. Wow, guardate, qui siamo già tra questi bellissimi pini, la strada fino ad ora è cementata. Ad arrivare proprio in cima, mi stavano dicendo, perché alla fine la parte superiore pianeggiante dovrebbe essere di proprietà privata e non si può accedere. Qui la strada si fa nuovamente sterrata, stiamo salendo di quota. Promotore
territorio raggiunge quota 644 metri, vediamo più o meno a che altitudine riusciamo ad arrivare. Qui ovviamente il territorio è ricco di sentieri di trekking da effettuare, quindi a piedi con calma. Io ora sono un po' di fretta e non mi soffermerò più di tanto, è giusto per dare uno sguardo, poi ci sarà modo di rivenire qualche altra volta in questa terra dei grifoni, questo grande rapace necrofago che si nutre solo di carcasse, insomma è proprio una bolitiera, nel senso che si addestrano e si allevano proprio i grifoni per reintegrarli nella natura, perché hanno una funzione determinante, essendo gli spazzini dell'ecosistema. In pratica sono quei grandi rapaci che alle volte avvistiamo sulla litoranea Alghero-Bosa. Continuiamo a salire, avventurieri, siamo al secondo cancello, la strada è un pochettino più dissestata. Queste in pratica sono proprietà private, vedete, sono anche arate. Continuiamo a salire, vediamo fin dove ci bloccano. Mi hanno detto che in cima proprio non si arriva perché c'è un cancello chiuso. Fino ad ora stiamo salendo. Non è poi così male, anche se qua si vede che non passa più nessuno, o quasi. C'è un altro cancello, eccolo qua, è proprio questo, il cancello chiuso, proprietà privata, vedete, di qua non si può andare oltre. Torniamo indietro. Avventurieri, qui lasciamo la deviazione per la locanda Minerva e continuiamo sull'SP88, questa stradina secondaria che ci porterà a Montresta e poi si collega all'SP19 per Bosa. Vediamo un po' come è messa. Ora questa stradina secondaria alquanto stretta ci porterà nella Planargia. Questo è un modo alternativo per raggiungere Bosa senza passare per la litoranea Alghero-Bosa. C'è anche una terza via che percorreremo un'altra volta. Oggi passiamo nel cuore dei boschi, ai piedi del Monte Minerva, questo Montresta o Suttamonte come si chiamava nel Medioevo. Guardate, qui c'è un altro fiumiciattolo, Santale, guardate che bello anche qua, una strada davvero caratteristica anche questa. Provincia di Oristano, siamo già in comune di Montresta e qui siamo arrivati a Montresta, borgo autentico d'Italia, dice il cartello.
questo paesino della Planarca di 500 abitanti. Questo è famoso per l'arte dell'intreccio, si fanno cestini in ascodelo e in giunco. Vediamo un po' cosa ha da offrire questo piccolo paese della Planarca. Vedete, ci sono dei murales che ritraggono scene di vita agropastorale, una signora che si prende il sole, bellino questo campanile. Guardate, qui c'è un murales dedicato alla femmina sarda, bello. Questa ai suoi figli, Montresta ai suoi figli, bellino anche questo, via 4 novembre. Qui lasciamo Montresta e proseguiamo per l'unica città fluviale della Sardegna, Bosa. Guardate avventurieri, qui c'è una bellissima veduta sul mare, wow, è uno spettacolo. Stiamo raggiungendo Bosa da un altro punto di vista, dall'alto di Montresta. Eccola qua la cittadina di Bosa, vedete il castello dei Malaspina. Questo lo trovate sul mio canale YouTube, date una sbirciata tra i video, adesso ce ne sono un centinaio, c'è da divertirsi, inizia ad avere un po' di consistenza. Vedete Bosa, stiamo facendo l'ingresso da Montresta questa volta e non dal Ponte Vecchio. Ora andiamo lungo Temo. Vedete, andiamo verso centro. Avventurieri, stiamo arrivando a Lungo Temo. Allora avventurieri, dalle cime del Monte Minerva siamo arrivati qui a Bosa e ora attraversiamo il fiume Temo passando per uno dei suoi ponticelli che lo attraversa. Guardate avventurieri, ora sono al centro di uno di questi ponti che attraversa il fiume Temo prima di riversarsi nel Mar di Sardegna. Guardate che meraviglia, le vecchie concerie, il vecchio ponte là in fondo. Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura che dal silenzio sospeso di Monteleone e Roccadoria ci ha portati qui ad ascoltare il respiro del Temo volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!